Buonasera a tutti, oggi è martedì 20 agosto e con oggi sono 89 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante, ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come vedete sono gli ultimi raggi di luce del- di questa giornata e il sole oggi devo dire che è stato veramente bello cocente, come potete immaginare. Quassù ha fatto un caldo infernale. Come sapete questa gru è tutta di ferro, oltretutto è arrugginita ed è scura, per cui trattiene persino il calore e qui veramente in certi momenti sembrava di essere su un ferro da stiro. Ma d'altronde questa è una guerra strana, una guerra moderna, una guerra vigliacca, feroce, eh, non so come descriverla. È però è qui è come essere in trincea, bisogna sopportare e resistere il più possibile. E io sono intenzionato a resistere e andare avanti veramente fino in fondo in questa vicenda perché, scusate, metto questa cosa qui perché così posso parlare più liberamente con le mani libere e, e sono un po' più comodo, ecco. Ehm, Come dicevo, io sono intenzionato ad andare avanti fino in fondo in questa vicenda perché quello che è stato fatto è davvero schifoso. È così schifoso che grida veramente giustizia. Quello che è stato capace di fare questo sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e come è riuscito a gestire una situazione che era già di per sé molto delicata, la questione della voce della luna, della mia impresa, e l'ha gestita nel modo più infame e disgustoso possibile, veramente, per non credersi. E, e- e poi l'ha trascinata per un po' di tempo e l'ha fatta precipitare in un modo veramente scandaloso, e fino a portarmi di nuovo per l'ennesima volta su questa la gru Ursus, a rischiare la vita e la salute. E questa cosa qua il sindaco la sa molto bene, il sindaco Roberto Di Piazza sa molto bene quello che ha fatto. E, però sente il bisogno di mentire, perché questa cosa è talmente andata oltre che adesso lui non fa altro che mentire a ciclo continuo per screditare questa mia manifestazione e per screditare il sottoscritto. Ma come lo fa? Eh, Lo fa nel modo più maldestro possibile, perché dice delle cose come alla gente che lo ferma perché gli chiede lumi su questa vicenda, ma anche a quei pochi giornalisti o pseudo tali che gli hanno chiesto lumi su questa vicenda, lui usa degli argomenti veramente che non stanno in piedi, no? E tra questi argomenti lui dice che se io sono su questa gru a rischiare la vita è una mia scelta e che eh, mh, lui da quello che sa tutto sommato io comunque scendo tutte le sere da questa gru e vado a casa a dormire, a mangiare, a caricarmi il cellulare. Adesso davvero, cioè, questa roba farebbe veramente ridere se la situazione non fosse così drammatica e se a dirla non sia il sindaco di Trieste. Perché il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sa molto bene quello che succede su questa gru. E, e però lui fa il peggio del peggio. Lui non dice io so che lui va a casa, lui dice io ho sentito dire. E allora capite bene che un sindaco non può rivolgersi ai cittadini con il sentito dire della serva in osteria,
perché lui è il sindaco e poiché è il sindaco è molto ben informato dei fatti. E poiché questa vicenda è sotto gli occhi veramente di centinaia di migliaia di persone, non solo a Trieste ma anche nel resto d'Italia, e poiché questa vicenda è monitorata H24 da una guardia giurata, e lui sa molto bene questo, ma non solo, questa è monitorata dalla polizia. E oltretutto questa gru, per chi non è di Trieste, è sotto gli occhi continui dei palazzi istituzionali, no, di questa città, perché siamo davanti al Palazzo della Regione, al Palazzo della Prefettura, al Palazzo del Comune, alla Questura. Per cui il sindaco non può dire una cosa del genere, no? Perché, cioè, però lui, se sente il bisogno di dire una cazzata di questa portata, che più o meno sono le cazzate dello stesso livello dei troll, della sua tifoseria, perché viaggiano allo stesso livello, no? Non hanno altri argomenti che insinuare, infangare, calunniare, deridere, no? Questi sono gli argomenti. Però, non avendo altri argomenti ovviamente a disposizione, deve dire cazzate di questa portata, perché sennò la gente gli sputa in faccia, perché c'è qualcosa che gli dice, una vocina dentro lui dice guarda stai attento, che cioè, quello che stai facendo è schifoso ed è anche immorale, cioè fa proprio schifo, cioè, e se la gente si rende conto che tu per colpa tua hai costretto una brava persona 89 giorni su una gru, la gente ti prende a sputi in faccia. Allora lui cerca di smorzare un po' i toni, di diluirli, di far vedere che la cosa forse non è così drammatica, che Di Finizio non è che sta lì sempre, no? Va ogni tanto, va per gioco, no? È uno sport, no? Cioè, ma che testa può avere una persona così? Cos'ha dentro? Cioè, cioè, quanto malvagio può essere una persona così? E, e- e però si arrampica, no, su queste cose qua. E, e mente anche quando dice, beh, ma in fondo lui è- è una sua scelta. No, non è, lui anche qui, lui sa benissimo che non è stata una scelta, che io sono stato obbligato, costretto a fare questa cosa a causa sua, perché lui non ha rispettato gli impegni che aveva preso con il sottoscritto. Impegni importanti, e non stiamo parlando di quattro noccioline, stiamo parlando del fatto che questo sindaco, fin dal 2010, aveva gli strumenti politici e giuridici per salvare la mia impresa e non lo ha fatto, e di questo ne è ben consapevole. Di questo ne era consapevole anche la prefettura di Trieste, tant'è vero che l'ha sollecitato a trovare una soluzione per compensare alla grave perdita che avevo subito. Perché non intendiamoci, io non ho perso soltanto la mia unica impresa, fonte di vita e di reddito, ma ho perso anche una casa, ho perso anni e anni di sacrifici, di investimenti importanti, ho perso 20 anni di miei sogni, delle mie passioni, di investimenti importanti. E loro lo sapevano benissimo, tutti loro lo sapevano benissimo, in primis il sindaco. Il sindaco sa benissimo che, che quelle imprese ha paralizzato per anni, hanno paralizzato in comune, lui e la sua amministrazione, hanno paralizzato per anni un'impresa, pur avendo gli strumenti per poterla rimettere in piedi subito, nel 2010 già, e non far perdere tutti questi anni, non costringermi a fare tutte queste manifestazioni di protesta che ho dovuto fare, rischiare la vita sulla cupola di San Pietro, sulla Gru Ursus, tornare sulla Gru Ursus. Questo sindaco lo sa bene, nonostante questo cerca di far passare il sottoscritto come una specie di cialtrone, di scansafatiche, no? È una roba veramente che grida giustizia, che grida vendetta. Questo sindaco sa benissimo che sta cercando di infangare il nome di una persona che ha lavorato 20 anni sotto gli occhi di tutti, che ha costruito in questa città due gioiellini, il Raw Midnight prima e la Voce della Luna, che erano due bellissime imprese, sane, belle, produttive. La Voce della Luna dava lavoro a me e altri 15 dipendenti.
E questo il sindaco di Trieste lo sa bene. Il sindaco sa bene che il sottoscritto non aveva mai avuto noie con la giustizia, non aveva mai avuto noie con i propri dipendenti, non aveva mai avuto problemi di pagamenti. Nonostante questo, cerca di farlo passare anche per un cattivo pagatore. Cioè, ci rendiamo conto? Questo è il sindaco Roberto Di Piazza di Trieste, un uomo di 65 anni che cerca di fare una roba del genere. È una roba veramente schifosa. Non solo, ma lui non, va avanti. Lui continua a mentire sapendo di mentire. Lui, non avendo ovviamente argomenti seri da mettere sul tavolo, racconta alla gente a un certo punto che io ho ricevuto 180.000 euro dall'assicurazione. Anche qua lui cerca di insinuare qualcosa, ma non si capisce cosa, perché quei soldi erano miei, soldi che ho recuperato anche con gran fatica dall'assicurazione che non voleva pagare. L'incendio, di cui lui sa benissimo, io ho rischiato anche la vita in quell'incendio perché sono stato vittima di uno squilibrato, uno psicopatico che ha dato fuoco a me e alla Voce della Luna, dove io mi sono salvato solo per un miracolo. E lui sa benissimo che ha a che fare con una persona che è veramente affaticato, che si è sempre tirata su le maniche, nonostante le sciagure che ha subito, l'incendio doloso, la malvagità di uno psicopatico che poi è scomparso dalla faccia della terra, è sparito, e che è a piede libero oltretutto, nonostante la condanna. Lui sa tutte queste cose, lui lo sa benissimo, ma nonostante questo cerca di screditare, scatena tutto questo sciame di tifoseria, ma è un classico, usano sempre lo stesso sistema. Lo vediamo sulla rete, questo sciame di troll, di fake, di gente che usa gli stessi suoi argomenti poi, inconsistenti, insinuazioni, becere, calunnie, offese, di tutti i tipi, esattamente come lui. E, e quei soldi lui sapeva benissimo che io li ho reinvestiti immediatamente nella mia impresa. Oltretutto ho dovuto fare anche dei debiti, altri debiti perché i soldi erano veramente quattro noccioline. Sappiamo tutti che le assicurazioni non pagano mai il danno in pieno e io ho dovuto mettere veramente tanti altri soldi sopra per ricostruire la mia impresa che poi è ripartita perché era un'azienda sana e l'avrei potuta rifar ripartire ogni volta anche dopo la seconda. L'ho fatta ripartire dopo l'incendio, dopo la prima mareggiata, ma dopo la seconda mareggiata a causa delle furberie, dell'inerzia e dell'incompetenza di questa classe politica la mia impresa è stata paralizzata per anni e questo sindaco lo sa benissimo, ma ha bisogno di mentire e ha bisogno di screditare il sottoscritto con questi argomenti proprio inconsistenti. Lui mente quando dice che lui non aveva promesso niente, che non si era impegnato su niente, ma quando tutti lo sanno che lui si era impegnato, lui si era, lo sapeva, lo sa la prefettura, che lo ha sollecitato continuamente a portare a termine i suoi impegni col sottoscritto. E, e, mente quando dice che non è vero che lui mi aveva proposto una location, ma come non era vero? Ma lui aveva persino chiesto a un funzionario del governo, inviato proprio dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Zoccano, aveva inviato l'architetto Battistoni ad affiancare il sindaco affinché portasse avanti il suo impegno col sottoscritto. E il sindaco aveva chiesto a questo architetto, pensate un po', persino di farmi fare un progetto su quell'area che lui aveva localizzato. Quell'area, attenzione, che poi dopo scopriremo che non era neanche nelle disponibilità del sindaco, cioè, rendetevi conto. Cioè, lui mi ha fatto fare un progetto su un'area che non era neanche sua. Cioè, lui stava vendendo la Fontana di Trevi. E, cioè, è questo che fa, è raccapricciante. Ma cosa aveva nella testa quest'uomo quando stava facendo queste robe? Eppure le ha fatte. E ci sono ovviamente tutta questa gente, la prefettura,
che era informata di questi fatti, la questura che era continuamente informata dal sottoscritto, perché io li informavo continuamente di tutto quello che diceva, faceva il sindaco, e sapevano tutti che io registravo tutto. Per cui si trova nel peggio del peggio questo sindaco, no? Perché lo sapeva anche il governo centrale, ovviamente, e c'erano le registrazioni, per cui non ha scampo, no? Ma lui, cioè, non fa altro che affannosamente a mentire, mente continuamente, è l'unica sua possibilità. E, e mente pensando veramente di avere a che fare veramente con un branco di deficienti. Lui pensa veramente che i cittadini di questa città siano un branco di ritardati mentali, e lui pensa di poter prendere per il culo per tutti. Lui ha preso per il culo la prefettura, lui ha preso e sta prendendo per il culo la questura di Trieste, che come vi ho detto era molto ben informata, e il governo, tutte persone che si sono date da fare, cioè bisogna dire la verità, soprattutto la questura si è data molto da fare affinché il sindaco rispettasse gli impegni col sottoscritto. E per cui lui si è permesso così tranquillamente, beatamente, di prendere per il culo tutti quanti, governo centrale compreso. E, ed è incredibile. E usa tutti questi fake, questi troll, con questi argomenti, addirittura eh, sente il bisogno di raccontare che addirittura qua ci sono delle cabine dove mi posso andare a rifugiare la sera, attraverso questi troll, questi fake. Qua, chi conosce l'Ursus sa benissimo che qui non ci sono né rifugi né ripari. Addirittura se ancora un po' tra poco diranno che c'è la jacuzzi qua su, e l'idromassaggio, la sauna, e Dio sa solo cosa. Qui su non c'è niente, c'è solo questa vecchia gru arrugginita. Ci sono due ripari di fortuna che io ho creato con dei teli, adesso anche con una tenda, ma insomma sono due ripari di fortuna che sistematicamente ogni volta che c'è un temporale vengono distrutti, e io mi ritrovo sotto la pioggia e sotto i fulmini ogni volta. Eh, Qui ci sono dei luoghi sottostanti che sono chiusi a chiave, ma sono credo veramente dei posti fetidi, puzzolenti e malsani, cioè ricoveri per pantegane e uccelli, per cui proprio, cioè, qui l'unico posto dove si può stare è quello che vedete alla ghiaccio. E, ma questo il sindaco lo sa benissimo, tutto questo il sindaco lo sa, però lui mente sapendo di mentire. E per questo, arrivati a questo punto, io davvero questa sera vorrei fare un appello ai miei concittadini, a tutta quella brava gente di questa città, di Trieste, eh, che hanno seguito questa vicenda fin dall'inizio, eh, e che hanno mantenuto quei quattro valori di etica, di coscienza, di moralità, di umanità e di giustizia. A voi tutti chiedo di incontrare in qualche modo questo sindaco e dirgli semplicemente che le chiacchiere stanno a zero adesso, che la gente è stanca di dover assistere a questa sua violenza, a questa violenza gratuita che sta facendo a me, ma che la sta facendo a tutta la città. Questa dimostrazione così di mancanza di etica, di valori, eh, a- a- che non ne può più di questa dimostrazione proprio di crudeltà, che siamo andati oltre questa roba, siamo tutti qua che guardiamo veramente sterefatti a questo spettacolo indecente di squallore umano che sta dimostrando questo sindaco. E quindi digli semplicemente che lui ha il dovere etico, morale e soprattutto istituzionale di dover incontrare faccia a faccia Di Finizio e di
rendere conto ai cittadini di tutto quello che ha fatto e di quello che sta facendo e di quello che farà per risolvere questa vicenda, senza ma e senza se. Perché basta, è ora di finirla. Ecco, io vi chiedo solo questo. Io mi rendo conto che questo personaggio fa paura, perché lo vediamo, insomma, è una persona che si permette di prendere per il culo importanti istituzioni, di fare tutto quello che sta facendo, che si comporta come se fosse una specie di piccolo imperatore o boss, non si capisce bene, fa un po' paura. E poi è chiaro che c'è questa dimostrazione veramente di malvagità, certo che fa paura, però dovete solo pensare che se lo sta facendo questo, se lui sta facendo questo sotto gli occhi di tutti quanti, può permettersi qualsiasi cosa e gli permetterete di spostare quella sticella di valori che prima o poi toccherà anche a voi, o magari sta già toccando voi, che sta toccando le persone a cui amate, che amate, i vostri figli, i vostri nipoti. Ecco, pensate solo a questo. Non c'è bisogno di aggredirlo, basta già la loro di violenza. Dite io questo tranquillamente, ora basta sindaco, ora cioè, la gente cioè, è stufa di vedere sta roba, cioè, deve muoversi e fare qualcosa. E, e basta, tutto qui. Credo, credo che veramente questa cosa deve trovare assolutamente giustizia in tutti i modi, perché veramente sennò questo sindaco farà il morto qui, perché io da qui non mi muovo. Sono disposto a costo di farmi scarnificare vivo, a costo di farmi cucinare vivo su questa gru, io rimango qui sopra. No, perché quello che ha fatto questo sindaco è davvero troppo schifoso, no, è inaccettabile, ma credo che i nostri nonni sono andati in guerra per queste cose e dobbiamo farlo anche noi. Io non sono capace ovviamente di ammazzare nessuno, di abbracciare le armi, però, però questa cosa grida vendetta, grida vendetta. Poi oltretutto questo, tra le altre cose che ha fatto questo sindaco, ma sì, questa cosa veramente disgustosa che ha fatto, ve la devo raccontare, tra le altre cose, proprio perché non ha argomenti, ha raccontato a un giornalista che lui per far vedere che lui è una brava persona, cioè lui veramente ha detto una cosa che veramente dà pezzenti morali, che lui addirittura quando dopo l'incendio lui ha fatto persino una colletta e che ha messo 100 euro. Cioè, vi rendete conto? Allora, intanto una colletta che io non ho voluto e non ho chiesto e ho fatto chiudere immediatamente. E una persona che dice una roba del genere di fronte a un'impresa di quella portata, che è stata distrutta, un'impresa che è costata centinaia di migliaia di euro, cioè i sacrifici di un'intera vita. Lui dice io ho messo 100 euro, c'è, c'è roba da prendere questi 100 euro e cacciarglieli in bocca. Cioè io penso che un'altra persona al mio posto veramente lo prenderebbe a calci nel culo da qui all'eternità per una roba del genere. È veramente di una monnezza e di un fetidumie, di una bassezza morale senza pari. Ma questo è il sindaco Roberto Di Piazza di Trieste. Cioè questo sindaco, rendetevi conto, è capace di dire queste cose. Una persona che dice queste cose, rendetevi conto che cosa ha nella testa e che cosa è capace di fare. Buonanotte a tutti e buon tramonto. Adesso vi faccio vedere. Ecco, buonasera.